L'impresa che fece il mondo, l'azzardo che cambiò la storia, la prima circumnavigazione del globo. La Terra è rotonda, lo provarono un gruppo di valorosi navigatori guidati da Ferdinando Magellano. A narrare quell'odissea fu un Omero vicentino, Antonio Pigafetta. Sono passati 500 anni e l'avventura di quel manipolo di uomini che cambiò la storia sulla forza delle vele riceve l'omaggio del giornalino più popolare e famoso, Topolino, che nei 4 numeri che escono a novembre dedica una storia a puntate a Pigafetta, anzi a Paperin Pigafetta. Una storia da leggere tutta d'un fiato, una storia che meritava di essere raccontata anche ai bambini. È il fascino del viaggio, è il fascino di andare oltre l'orizzonte, oltre i limiti. Il fascino di andare a scoprire cose nuove, è una molla dell'umanità potente che abbiamo dentro di noi. Il più bel racconto che io ho visto in questi anni, la Marina Militare italiana, portoghese e spagnola ha finanziato la partecipazione di un libro su Pigafetta per i bambini malati in ospedale pediatrici. Anche la malattia è superarsi, è affrontare le difficoltà. Questo è Pigafetta, andare oltre. È questo in fondo il fascino che ancora oggi Antonio Pigafetta esercita su grandi e piccoli. Il suo è il racconto di come più di 500 anni fa, nel 1519, Ferdinando Magellano salpò verso un orizzonte che sfumava su confini mai esplorati, superati i quali si entrò in una nuova epoca storica. Nelle 200 edicole vicentine i bambini potranno trovare un topolino speciale perché gli permetterà di conoscere cosa fece 5 secoli fa Antonio Pigafetta, che partì dalla loro stessa città per fare un'impresa che cambiò il mondo. Sicuramente per molti di noi sarà facile già individuare le persone interessate, perché il collezionista fa capire, è una cosa di pelle, per cui sai che quella è una cosa che gli può interessare. E poi sarà bello anche avvicinare il bambino dicendo: guarda, magari tu non sai, ma qui è nato e ha vissuto una persona che ha fatto scoprire il mondo e ha fatto vedere a tutt'altri, cioè le persone, qualcosa che prima non c'era. Cioè non pensavi mai che c'era qualcosa oltre.